Alle nostre spalle il castello di Valvasone in completo restauro, perché in effetti era messo abbastanza male, un restauro della Sovrintendenza delle Belle Arti, della parte acquistata dal comune, perché diventa la sede di rappresentanza del comune. Ma Sì. chi è il proprietario? Quindi il comune un pezzo? Adesso il comune e due privati. Il comune in questo pezzo è la nostra è quello sinistra. acquisito dall'ultimo conte di Valvasone, un conte Ettore, e i figli anche, che stanno ormai nell'Italia centrale e hanno praticamente di Valvasone portano solo il cognome ormai, ecco, e il blasone, e basta, è il blasone. Un'altra ala invece è dei privati. Sono altri due privati, quindi il castello attualmente praticamente è di 3 proprietari, il comune e 2 privati. E la parte... Non sono di qua, non sono friulani o sì, i privati? Uno è un valvasonese e l'altro è un privato, un signore che io non conosco nemmeno. Ma quando hanno acquisito questa... Non le saprei dire. In epoca recente è stata acquisita la parte del conte Ettore, che è quella in restauro che voi vedete qui alle mie spalle. No, già l'arco mi pare che sia stato in qualche modo ritoccato, sì, no? Come minacciava dopo il terremoto qualche crepa era diventata un po' troppo grande, è stato restaurato mi pare 2 anni fa circa, quindi recuperato completamente, consolidato, ed è il primo assaggio, diciamo, di quello che si potrà un domani poi poter vedere, insomma. Ecco, dove siamo noi adesso ci sarà stato probabilmente il vecchio fossato e il ponte levatoio, no? Il ponte levatoio che dice un signore col quale parlavo proprio ieri, sarebbe stato come si chiama, tolto di mezzo dal padre del conte Ettore. È una cosa a cui io non credo molto, ma diceva lui che ancora era visibile in epoca abbastanza recente. Questo è il primo fossato, qui, al di là del quale si espandeva la prima parte, diciamo, della prima Valvasone. Se noi adesso abbiamo modo di poter entrare. Sì, no, devo far vedere che a titolo decorativo, ecco, c'è quella mezza palla da balestra. La palla intera, ma è inserita dentro da balista. Sì. Lì, e un'altra si vede là nel... Cioè, inserita decorativo, non perché è stata... No, non le tirano più quelle palle lì, non le tirano più. No. Per questo la balestra di catapulta probabilmente. Sì. No? Sì, da catapulta. Catapulta, ha ragione. La balestra tiriamo con la... Ha ragione lei. D'altra parte, questo adesso abbiamo modo di avvicinarci un po' di più, nei secoli è un castello che, come si diceva dell'organo, ha avuto tutta una serie di rimaneggiamenti continui e adesso dovrebbe avere un rimaneggiamento definitivo che dovrebbe riportarlo a quelli che erano gli splendori. Difatti conserva al suo interno dei tesori che noi non possiamo vedere perché attualmente è tutto in restauro e quindi è anche pericoloso entrare in questo momento, ma basterebbe per esempio il piccolo teatrino ancora intatto che si può vedere qui all'interno del cortile alla sinistra, dietro quelle impalcature, è un teatrino intatto del settecentesco, ecco, al di là di quella porta settecentesco che verrà recuperato. La parte più antica del castello stava lì, dietro quella porta. La porta in legno. Ecco, lì c'era il mastio molto alto, molto grosso. Che adesso non c'è più nulla perché è stato demolito perché è pericolante. E con i materiali poi è stato costruito il Leon d'Oro di Casarsa, l'albergo Leon d'Oro lì di fronte alla stazione. Ecco, i muri hanno uno spessore eccezionale e attorno a quel mastio si articolava questa prima, diciamo, giro di mura che attualmente sono occupate praticamente dagli edifici del castello. Al di fuori di questo, come si diceva, la prima Valvasone e poi un'altra Valvasone che si aggiunge in epoca successiva, cinquecentesca, in modo che noi abbiamo, diciamo, 3 sviluppi: il castello, il borgo e il secondo borgo, tutti cinti da mura e da fossati. Ecco qui c'è il pozzo castellano che serviva per le necessità idriche del castello, profondo circa 17 metri, non so se sia ancora 17 metri, comunque. Che andava a pescare in quale risorgiva? Praticamente nelle falde che provengono dal tagliamento, insomma. Come voi vedete poi c'è una parte, diciamo, che è più antica, questa è cinquecentesca, molto bella, questa parte qui è quella che conserva i tesori più belli a livello pittorico, questa parte anche interne, vedete è tutta in restauro, no? E all'interno poi quello che è un po', diciamo, per quest'anno 1997 è la camera di Napoleone. Ecco, in effetti io volevo arrivare, perché Napoleone infatti dormì almeno una notte in Valvasone, in questo castello. 2 volte per Valvasone sicuramente. Prima nel 1797 in occasione appunto della battaglia del tagliamento. E una invece nel 1807 e questa volta sicuramente dormì. È chiaro che avrà dormito in castello. Difatti si fa ancora vedere questa c'è una sala effettiva, no? C'è una camera. Adesso verrà restaurata, stuccata, molto bella, con questi colori pastello celestini,
che si dice la Camera di Napoleone. Naturalmente Valvasone adesso con questa storia di Napoleone è diventato poi, diciamo così, uno dei protagonisti di questa rievocazione storica. Il 22 di novembre aprirà anche Valvasone una mostra su Napoleone, sulla battaglia del Tagliamento. Anche perché appunto il teatro della battaglia è proprio qui a pochi qui alle spalle del castello, sul vecchio Guado. Una croce ancora segna il posto del Guado, non possiamo andare perché la giornata è decisamente inclemente. Però segna appunto questa croce, sì, segna più o meno il luogo dove avvenne questa famosissima battaglia che segnò praticamente la fine, come si potrebbe dire, l'inizio della presenza dei francesi in Friuli, anche se poi ci furono il periodo austriaco, ma comunque è la fine di Venezia. Ecco, però Valvasone era una cittadina al centro un attimino dei passaggi, anche dei traffici, no? Sì. Fin tanto che non ci fu appunto Napoleone. Sì, e difatti proprio la battaglia del Tagliamento sostanzialmente non è che è a Valvasone perché si passava sostanzialmente nel cuore del Friuli, si doveva passare per questo grosso guado che portava verso Codroe e poi da Codroe a Udine, e quindi Valvasone si trova costantemente al centro di questo continuo passaggio di eserciti fino praticamente possiamo dire al 1805, quando Napoleone dopo Presburgo ritorna definitivamente per almeno un po' di anni al governo, sia alla Costituzione del Regno d'Italia, però i napoleonici sono quelli che disegnano praticamente la Pontebana. Appunto la Pontebana, la strada appunto che tagliava quindi completamente fuori Valvasone e il Guado, anche se i valvasonesi, adesso questo verrà illustrato nella mostra adeguatamente a cura dell'architetto Bacichet, i valvasonesi si batterono per una deviazione della Pontebana che ripercorresse il vecchio discorso del Guado, non ce la fecero e progressivamente Valvasone viene tagliato fuori. E quindi cosa procurò questa nuova direttrice? Praticamente Valvasone si sminuisce come importanza perché non si passa più per Valvasone, non c'è più traffico commerciale, non ci sono più le osterie, non c'è più il via vai continuo, tutto. Valvasone progressivamente non è che muoia, si chiude in questa specie di guscio splendido, che poi è un guscio splendido, grazie a Dio che sia rimasto così intatto e così bello, ma progressivamente diventa un piccolo centrino emarginato dai grandi traffici che ormai corrono a sud sulla Pontebana, che è già diventato un problema già ai giorni nostri per l'intasamento. Grazie a chi si deve il fatto che in fondo Valvasone non è stata diciamo proprio tra virgolette peraltro distrutta appunto dall'avvento del cemento? Perché in fondo Ci fu indubbiamente in parte, probabilmente adesso il peso specifico non è il momento che riusciamo a stabilirlo, ma indubbiamente anche la presenza fino a epoca recentissima dei conti per una certa loro conservatorismo, per un certo senso del possesso del paese, questo bloccare queste possibilità di intervento. La telecamera stia indugiando un attimo su quei due stemmi, sono gli stemmi ancora di Valvasone. Le dépendance del castello. Qui fino al 500, qui di fronte sulla piazza, che adesso noi vediamo completamente sgombra e occupata dal Monumento dei Caduti, c'era la prima parte del borgo che fu distrutta dai conti proprio perché le case non si addossassero di troppo alla cinta castellana. Basta ricordare il 1511, la rivolta dei contadini, e furono problemi anche per Valvasone a quel tempo, cioè questo bisogno di tenere il paese abbastanza distante e approfondire questo fossato. Il stemma è proprio su questa casa qui anche, perlomeno io vedo che c'è una corona comitale. Queste erano praticamente, diciamo così, chiamiamole le barchesse del castello. Le barchesse del castello. Adesso se la telecamera potesse inquadrare quell'angolo laggiù, si vede quella casa ristrutturata che è la vecchia loggia civica pubblica di fronte a noi, no? Quella che si vede laggiù nell'angolo, con questo angolo un po' smussato e con quegli archi, l'uno chiuso e l'altro aperto. Adesso è stata recuperata in buonissima parte ed era la loggia pubblica dove si riuniva il popolo di Valvasone, spesso e volentieri in lotta con i conti di Valvasone, e quindi questa costante, diciamo così, dialettica che con Napoleone praticamente con 1805 anzi 1797 con la diciamo così cancellazione della giurisdizione feudale, praticamente ecco la loggia diventa il cuore amministrativo e poi dopo dalla loggia si passerà all'attuale municipio e il castello diventerà soltanto un ricordo storico, anche se i conti continueranno però a ricordare questo vecchio loro feudo e questa loro vecchia feudalità sul paese. E i turchi quale importanza hanno avuto per Valvasone? Sono passati a fianco del castello, ma il castello essendo munito, la porta si può vedere ancora lì, non si fermarono invece
si fermarono abbondantemente a San Martino al tagliamento qui vicino, portarono via addirittura anche delle persone, là c'è nell'archivio parrocchiale la nota anche, e naturalmente non si limitarono certamente a dare la mano ai sanmartinesi, ma approfittarono probabilmente. In virtù appunto del Il castello non fu toccato della... perché era murato, ed essendo murato non avevano né tempo né voglia di perdere tempo ad espugnare un castello quando l'abbondanza dei paesi circostanti poteva offrire abbondante, diciamo così, preda, senza perdere tempo a conquistare un castelluccio come poteva essere questo di Valvasone, sufficientemente difeso in qualche maniera, e quindi non ebbe danni in quell'epoca, nell'ultima grande invasione del 1499, come invece la ebbero tutti i paesi circostanti. San Vito, che era murato, anche quella non fu toccata, Spilimbergo non fu toccato, ma i paesi circostanti, Pordenone nemmeno, ma i paesi circostanti subirono i danni notevoli di questa invasione turca. Un'altra pausa per la pubblicità, pochi minuti, e poi riprenderemo la nostra trasmissione. Abbiamo visto prima il fossato, che ovviamente fungeva da un primo impatto per eventuali invasori, però anche le altre rogge che girano attorno alle cerchie murarie servono appunto a questo, anche questo scopo, oltre che per altri scopi. Questa è una roggia, ad esempio, sì, questa, un'altra, no? Questa sostanzialmente non aveva sostanzialmente, diciamo così, scopo di difensivo, ma era invece una roggia funzionale, quelle che erano le esigenze di approvvigionamento idrico della città e per lavare i panni. Ma arriva da dove quest'acqua? Questa qui scende, oddio, guardi, questo scende, mi pare che dicano, non vorrei sbagliarmi, mi pare che scendi da Sequalso, da quelle parti di quest'acqua. Guardi, ma è una cosa che ho sentito dire. Comunque sono rogge che si inseriscono appunto nel contesto abitativo. Tagliano perpendicolarmente come si chiama, il centro cittadino, mentre attorno l'anello più grande invece era quello che proteggeva le mura cittadine e si agganciava alla roggia che circondava invece le mura castellane. Qui c'è questo bel portichetto buttato a cavallo qui della stradina. Le figure che noi vediamo attaccate ai muri, penso che non so se avevano, guardi, questo non so se avevano significato quando hanno fatto un significato perché particolare. Questo muro è in cemento, per cui probabilmente non c'era assolutamente. Che siano legate alle manifestazioni settembrine della rievocazione storica. Comunque, ma non vorrei sbagliarmi. Perché certo, no, comunque diciamo, la roggia comunque ci dà l'occasione per parlare appunto dell'attività che poteva essere fatta attorno alla roggia, quindi sì. Lavare, abbeverarsi. Abbeverare gli animali e nello stesso tempo c'era la possibilità di alimentare la ruota del mulino che noi vediamo laggiù. Che è l'unico mulino di Valvasone oppure? Questo attualmente nel centro sì, è l'unico mulino che è stato restituito in epoca recente. Ecco, il mulino è questo fabbricato che noi vediamo qui e quella è la ruota che è stata ricostruita in termini filologicamente corretti sulle tracce di quella che poteva essere la vecchia ruota del mulino. Naturalmente anche sul mulino la giurisdizione castellana dei Valvason esercitava diritti, tasse per la macinazione. Attualmente la ruota è ferma, ma se si vuole gira. Che leggiamo questa ruota chiamata Irma è stata offerta dai maestri artigiani di Valvasone in segno di affetto per il loro paese. Sì. A ricordo anche, direi, di quello che era l'antico mulino all'interno della cinta muraria. Era un mulino in cui si macinavano le granaglie prodotte nelle campagne circostanti la città. Questo mulino poi tra l'altro si vede anche disegnato in una stampina dell'inizio del 600 conservata al museo civico alla biblioteca civica di Udine, in cui c'è questo schizzetto della città, ma il mulino è ricordato assieme ad un'osteria che ancora esiste qui fuori della torre portaia della città. E sono questi elementi caratteristici, perché il mulino è sostanzialmente, basta ricordare il Menocchio, il mugnaio che è il personaggio importantissimo, e il mulino diventa anche, come l'osteria, il luogo dove si sosta molto, perché bisogna attendere la macinazione, e mentre si sosta si chiacchiera e ci si scambiano, e Menocchio ne approfittava per catechizzare i suoi monrealini lassù. E questi mulini sono sostanzialmente un luogo anche che i conti sorvegliano attentamente, proprio per questa possibilità di queste riunioni e di eventualmente queste chiacchiere che potrebbero essere state anche anticomitali, per cui sono cose da osservare come l'osteria. Sono i due elementi del paese che vanno sempre tenuti d'occhio. Per quanto riguarda invece il parroco, l'osteria è quella taberna contra tabernaculum, cioè invece di andare a messa andavano a bere. Certo, per cui l'osteria era controllata anche da parte del clero, proprio per questa possibilità che c'era di perdere messa per andare a bere un bicchiere.
Ecco, adesso siamo sulla parte esterna. Sì, possiamo andare a vedere anche la porta, direi. Sì, anche, fino alla no? torre. Perché la torre? L'unica rimasta delle almeno 2 torri. Probabilmente perché almeno 2 torri? Perché una era di fronte al Duomo ed è stata demolita. Sì. E in fondo a via San Pietro proprio una torre non c'era e fu demolita nel 1822 se non sbaglio. Era un arcone più che altro ed è stato demolito perché non ci si passava coi carri del fieno comodamente sotto, per cui è stato abbattuto. Per esigenze di traffico, insomma, all'interno agricolo. Sì, invece questa è rimasta intatta e nel periodo napoleonico fungeva da prigione. Un piano per gli uomini e un piano per le donne. Adesso si possono vedere esattamente i 2 piani. Quello invece che sta di fronte a noi è diciamo così, un parco annesso all'antico castello che adesso è pubblico ed è stato intitolato a quell'Erasmo di cui dicevamo il poeta, che proprio nel 93 quando ci furono le manifestazioni per il quarto centenario della morte. E c'è un ingresso molto bello, adesso questo parco è molto godibile, molto... È una parte comunque integrante del castello, sì, che infatti noi lo vediamo là alla destra del castello in restauro. Ecco, questa è la torre portaia, si vede bene, c'è una spalletta anche che ricorda un po' quella che era l'innesto murario della difesa cittadina e poi si agganciavano al castello queste mura. Questa porta, ripeto, è l'unica delle... Quindi ecco, probabilmente quelle 2 finestre che sono appunto con le inferriate, sì, sono appunto le carceri, insomma, in epoca napoleonica. Sì. Dicevamo la prima parte maschi e femmine. C'era un carceriere che le accudiva in qualche maniera, il medico ogni tanto andava a dare un'occhiatina, il dottor Finazzi tra l'altro si chiamava, un'occhiatina per problemi igienici, cose di questo genere qui, però non è che potesse contenere chissà quante persone. No, assolutamente no, ma è in qualche maniera è il biglietto da visita per chi entra a Valvasone. Questa porta già immediatamente ci restituisce questo aspetto antico della città, questo aspetto che non è così facile. Anche qui c'era un ponte elevatoio oppure? Probabilmente c'era anche sì, qui, no? Un ponte difensivo, e questa casa è costruita sulle vecchie mura della città che giravano giù verso la piazza, e poi dopo laggiù c'era l'altra porta. Quindi come estensione comunque di cerchie di mura non era molto ampia. Non era molto grande, era un centrino sostanzialmente medio, normale per le nostre dimensioni. Ecco, qui ci sono... c'erano i portoni di chiusura e da qui si entrava in quella che era, diciamo così, la prima Valvasone, con il primo pozzo qui. Anche quello aveva la funzione della roggia di cui abbiamo appena parlato, con ancora quel bel gioco in ferro battuto, probabilmente tardo seicentesco, molto bello. Il pozzo funziona ancora con quella specie di cannellina laterale e si ambienta perfettamente in questa quinta di case restaurate dopo il terremoto, recuperate perfettamente nella loro decorosa architettura, molto semplice, molto elementare, ma però insomma curata, con qualche elemento soprattutto lapideo particolarmente accurato, diciamo, per cui dà l'idea di questa dignità che non è sfarzo, ma è questa dignità abitativa che rende gradevole questa cittadina. Sono degli scorci abbastanza direi particolari, insomma, di un castello, di una cittadina appunto arroccata attorno al suo castello. E questi affreschi che sono venuti fuori trecenteschi, si vedono. Beh, i classici, appunto, una volta infatti si dipingeva le case, no? Sì. Con questi. E questo è il fatto che anche all'interno del centro abitato ci sono altre case che presentano questa decorazione, elementi perché ci richiamano questa che era forse l'immagine della città medievale, coloratissima, non bianca come siamo abituati a vedere noi nelle nostre città, ma coloratissima, cioè praticamente vivacissima a livello cromatico, per cui lo sguardo era attirato da queste decorazioni e lì si vede ancora 2 santi, almeno un maschio e una femmina, lì tra le 2 finestre, e attorno c'è tutto un gioco diciamo di carattere geometrico, ma che è sempre molto... sempre riferimenti alla chiesa, molto grande, sì, beh, sa un po' di santi che proteggono, vanno sempre bene, vanno sempre bene. Sì. Adesso attualmente una parte di questa casa è la famosissima Trattoria La Torre, una delle 2 luoghi di ristoro insieme alla Scala, luoghi di ristoro celebri di Valvasone e frequentatissimi, meritatamente frequentatissimi, no? Per cui qui eventualmente di fronte all'Osteria del Torre possiamo chiudere. Sì, chiudiamo infatti quest'altro aspetto appunto di Valvasone, chiudiamo, un bicchiere senza dubbio è apprezzabilissimo.
questi portici che ci alloggiano ci dicono che qui c'era un ospedale, l'ospedale appunto di Valvasone, accanto alla chiesa di San Pietro e Paolo e Sant'Antonio anche. Abate. Ecco, professor Metz, ospedale che ha funzionato fino a quando? Ospedale vero e proprio oppure solo rifugio per malati? Era un ospedalino, Dio, sempre molto piccolo, molto ridotto, in un primo tempo affidato ad una confraternita intitolata appunto ai Santi Antonio Abate e Pietro Paolo e Antonio Abate, e poi dopo dalla soppressione del 1806 delle confraternite affidato alla congregazione di carità, che lo ha gestito fino all'800, quando poi è stato praticamente chiuso. Qui ricevevano alloggio anche, che so, gente che arrivava... Sì. No? La finalità dell'ospedale, di questo ospedalino chiamiamolo, era sostanzialmente quella di dare alloggio a poveri, a vagabondi, gente che passava su questa strada che era quella che da Pordenone portava al Guado, quindi questa era, diciamo così, l'arteria vitale di Valvasone. Quella più importante, insomma, che la Punta Bana praticamente declassò, ecco. E evidentemente con il declassamento della strada anche il declassamento dell'ospedalino. In epoca napoleonica i letti erano 2. Per esempio, nel 1584 i letti mi pare fossero 4 letti, che poi erano paglierici, insomma, non certamente porcherie. Un locale di accoglienza, insomma, poi dopo di assistenza nel quale forse dei medici. Il medico stipendiato dalla città, il medico condotto e il chirurgo visitavano periodicamente questi ammalati, e le spese delle medicine erano pagate dalla confraternita e poi dopo dalla congregazione di carità. E come di consueto accanto all'ospedale sorgeva sempre una chiesa, non la cappella. La fraternita, nella quale poi si celebravano anche i funerali di quelli che appunto il medico non riusciva a curare. Ecco, entriamo intanto. La chiesa ci propone diversi tesori, se così possiamo chiamarli, affreschi, pale, un organo poi che è quello che è stato ripreso proprio all'inizio mentre stavamo entrando, no, professor Metz? Ecco, un organo di scuola veneta, anche questo. Sì, è un organino seicentesco. Originariamente. Piccolo, sì, ma funzionante? Sì, perfettamente funzionante, anzi l'eccellente organista è l'assessore alla cultura, il signor Danilo Macor, che è anche assessore alla cultura ed è l'organista del Duomo e di questo organo. È un organino che è capitato qui nel 700, ma è nato nel 600 questo organo, ed era probabilmente utilizzato a Castello per le feste. È un organino da tavolo, 2 piccoli registrini e basta. È stato riscoperto. Questo soppalco qua è stato fatto dopo, probabilmente per raccogliere appunto l'organo. La decorazione pittorica è della fine del 700, anzi ho trovato il nome dell'autore ma in questo momento non me lo ricordo. È un pittore di non eccellente statura, però sempre grazioso e gradevole. Oltre a questa dell'organo, la chiesa è significativa per la presenza di questi affreschi che stanno... Questi qui erano già collocati qui, questi che sono originali, insomma, non sono stati. Dico, è questa crocifissione con i santi Pietro e Paolo, che sono i 2 insieme ad Antonio Abate titolari della chiesa, e questa è una pittura trecentesca di ottimo livello. E poi ci sono queste decorazioni laterali che sono invece dell'inizio del Cinquecento di Pietro da Vicenza, con questa serie di santi, ed è interessante questo santo. Sono stati ristrutturati ultimamente? Restaurati? Sì, quando la chiesa dopo il terremoto è stata ripresa, ristrutturata, rifondata, ripulita. Ecco, questo è interessante, questo santo qua giù, questo, che è San Pantaleone, ed è vestito da medico, con l'abito ufficiale del medico, e tiene in mano il rasoietto, chiamiamo, e il vasetto degli unguenti, che sono, questo è l'abito ufficiale del medico, quindi diciamo così, l'abito della laurea in qualche maniera, mentre gli altri santi poi sono santi tradizionali. Interessante anche questa Santa Lucia che tiene gli occhi nel vasetto. Poi abbiamo le altre sante, la Santa Pollonia, sono tutti santi invocati per quelle che sono le disgrazie più comuni, insomma. Laggiù c'è il solito Sant'Antonio Abate con la sua campanella, insieme a lui c'è San Gottardo che proteggeva dalle tempeste, anche dalle alluvioni del tagliamento. Ognuno di questi santi aveva la sua titolarità, la sua specialità, diciamo così. Ecco, però che la fine appunto di queste raffigurazioni si presenta appunto una specie di capitello raffigurato, quasi quasi a sembrare che qui terminasse proprio, ci fosse il soffitto della chiesa, sì. Può anche essere, sì, vero? Sì, no. E lì anche è questo affresco terminato così? No, è stato tagliato quell'affresco quando hanno aperto l'arco di quella cappella. Quindi originariamente non era così? C'erano 3 figure, un San Cristoforo, un San Girolamo e un altro santo di cui non conosciamo l'entità. Naturalmente il San Cristoforo va benissimo in una chiesa posta su una strada che va a un guado.
che San Cristoforo protegga i viandanti è una cosa che tutti conosciamo. Laggiù poi lui tiene i piedi nell'acqua con tutti quei bei pescioni lì che gli stanno alle caviglie. E, tra i due affreschi si vede ancora la traccia di questa monofora che apparteneva, diciamo, alla chiesa prima della ristrutturazione attuale. La chiesa era più bassa con queste monofore, poi nel Settecento fu alzata, furono aperte quelle finestre lì, fu sistemato l'organetto in facciata e fu risistemato anche il presbiterio in quella forma che vediamo adesso, e furono aperte le due cappelle laterali. Ha avuto una serie di rifacimenti, sì, insomma, anzi forse all'inizio qui c'era l'ospedale, no? In quest'area qui c'era l'ospedale che poi dopo si è trasferito accanto, di là. E la chiesetta confraternita aveva la sua stanzetta di là per le proprie riunioni, con quella porticina d'accesso che noi vediamo ancora recuperata dall'attuale restauro e da questa piccola monofora trilobata che voi vedete qui a lato, e un'altra era di là, che è stata cancellata dall'apertura di quella finestra quando nel Cinquecento la chiesa fu ristrutturata. Però quindi questo qui sarà il muro originale, insomma, il muro trecentesco. Qui vediamo ancora un'altra, diciamo così, trittico ad affresco sempre del Pietro da Vicenza, che è significativo per la presenza di San Giuseppe Lebroso, di San Giobbe Lebroso, e quindi la lebbra. Sotto c'è il Donatore che è di Arzene, inginocchiato ai piedi della Vergine. Quell'altro è San Leonardo che protegge i prigionieri, quindi si può pensare a queste presenze turche o qualcos'altro del genere, e laggiù i Santi Rocco e Sebastiano che sono quelli della peste, i santi protettori della peste. Ma è importante la presenza della lebbra ancora all'inizio del Cinquecento in queste nostre zone. Difatti ad Arzene anche là c'è un San Giobbe Lebroso, l'Arzene è qui vicino. La pala dell'altare, che è settecentesca, rappresenta i soliti tre santi che conosciamo, un po' goffo il San Paolo, poi San Pietro, Sant'Antonio Abate, poi ci hanno aggiunto dentro un Sant'Andrea, poi tutti i santi un po' più moderni lassù in quel paradiso che circonda la Vergine. La chiesa attualmente, dopo il restauro, è funzionale e serve per le funzioni, diciamo, più piccoline, ecco, della cittadina. Ecco, vista da qui la chiesa presenta questo vaso un po' sbilanciato in altezza, in verità. Sì, un po' sbilanciato, molto più alto rispetto ai suoi volumi. Bilanciata la chiesa, però grazie a Dio il recupero è stato eccellentissimo e diciamo in termini di una correttezza filologica da parte di Paolo Zampese, l'architetto Paolo Zampese del CISES di San Vito. Sulla parte destra però abbiamo appunto gli affreschi, sulla parte sinistra invece non c'è niente. O non c'erano o sono andati perduti. È probabile che anche la facciata fosse tutta affrescata. La chiesa chiaramente era consacrata, come si può vedere da appena là sulla facciata, da quelle appena resti, quei piccoli cerchietti che si vedono, all'interno della quale c'era quella croce rossa che era il segno della consacrazione della chiesa. Poi naturalmente in epoca napoleonica la chiesa fu occupata dai napoleonici, l'ospedaletto fu sequestrato e divenne una mezza caserma, e poi nel 1811 fu riaperto formalmente e, come dicevamo prima, continuò la sua funzione fino dopo la seconda metà dell'Ottocento. Qui poi alloggiarono anche le truppe napoleoniche, le truppe napoleoniche trovarono appunto sistemazione. Sì, qui si sistemarono, e dopo i napoleonici gli austriaci, dopo il 1797, e poi dopo finalmente, come dicevo, tra il 1810 e l'11 riuscirono a farli sloggiare e a far ritornare l'ospedaletto. Bisogna dire questo, che l'ospedale, come tutti i nostri ospedali, nascono per iniziativa di una fraterna laicale dei Battuti. Anche qui c'era questa fraternità dei Battuti. Questo ospedale dovrebbe nascere verso il 1330, circa, tra il 330 e il 350. È documentato nel 1355 per la prima volta, no? Ma probabilmente già esisteva, e poi questa confraternita dei Battuti si continua nel tempo, continua questo suo servizio sempre più interessandosi alla Chiesa e sempre più dimenticando un po' l'ospedale, come soprattutto nel Settecento, ma sostanzialmente c'è stata sempre questa funzione caritativa che poi a cui si aggiungeva anche questi lasciti soprattutto di queste grandi caldaione che si faceva soprattutto verso Natale di fava, prima dei nostri fagioli, di fava e di carne porcina che si dava ai poveri da mangiare. Era una bella mangiatina almeno il giorno di Natale. Il giorno di Natale. Ecco, queste due linee invece di cui non abbiamo prima parlato, però mi pare doveroso anche sottolineare. No? Sant'Antonio Abate col suo maialino il solito, e questo è un San Paolo, sono degli inizi del Cinquecento, sono state restaurate accuratamente, e probabilmente manca un San Pietro, i tre titolari, e forse stavano sull'altar maggiore della vecchia chiesa.
sostituite poi da quella pala lì. Il San Pietro per qualche disgrazia fu bruciato, fu rubato, chi non so, ma probabilmente le statue erano 3. Il crocifisso è un bellissimo crocifisso, ma è un crocifisso posteriore alle statue, è un crocifisso della fine 500, molto bello, probabilmente anche già del 600 probabilmente, ma è molto bello, anche quello è stato frutto di restauro, mentre qui abbiamo una pala della Visitazione che è molto interessante perché il San Giovanni Evangelista tiene Valvasone sulle ginocchia. Ecco, infatti vedete appunto il castello, no? Le torri, tutta la cittadina. Quindi qui si può vedere com'era Valvasone ai tempi, sono fotografie dell'epoca. Della cittadina con il castello nella parte. Con la parte poi... Il mastio più grosso, poi si vede il campanile della chiesa, poi si vedono i 2 campanilini, quello di San Pietro e l'ultimo laggiù che non esiste più, che è quello della chiesa di San Giovanni Evangelista e della Madonna, che è stata distrutta nella metà dell'800. È interessante questa perché è una delle poche immagini. Una fotografia di com'era Valvasone appunto del tempo. Ed è perfetta, fedelissima, nonostante si pensi sempre che una volta dipingevano un po' come potevano, invece è fedelissima nella sua ricostruzione, nei suoi elementi fondamentali. San Giovanni Evangelista tiene Valvasone in braccio, diciamo sulle ginocchia, perché è uno dei compatroni di Valvasone, l'Evangelista. Probabilmente era in origine il Battista, ma poi tra un Giovanni e l'altro si fece un po' di confusione e ne risultò vincitore l'Evangelista. Sotto ci sono queste anime purganti, ma questo è un altro discorso. Un aspetto ultimo costruttivo è dato così, è una mia curiosità, ecco vedete che c'è questo bastione, questo muro che interviene all'interno della chiesa stessa, su questa mensola, cos'è? Non è altro che il campanile che è addossato appunto al muro. Utilizzarono un muro della chiesa per risparmiare, l'altro lo appoggiarono al muro dell'ospedale laterale e tirarono su quella piccola torricella che si vede all'esterno, che è il campaniletto sul quale stanno 2 campane funzionanti ancora perfettamente di cui naturalmente un pezzo strutturale si affaccia nella chiesa, ma non è un problema a cui si facesse gran caso un tempo. Grazie professor Metz, chiudiamo anche questo altro aspetto dedicato a Palmanove, dal Valvasone a questa chiesa appunto di San Pietro, San Paolo e Sant'Antonio Abate, non c'è scritto sul... No, ma è proprio però c'è anche Sant'Antonio Abate. Sì, per quello abbiamo appunto queste raffigurazioni, certo. Quindi la trasmissione con quella di Valvasone continua, dopo la pubblicità, 2 minuti e poi ritorneremo. Percorrendo via 4 novembre a Valvasone, ecco di fronte c'è il convento, ora convento dei Servi di Maria, un convento che era un convento dei Servi di Maria, ecco un convento che però ha avuto diciamo diversi padroni comunque. Sì, no? E poi questo è uno dei siti storici di Valvasone più tormentati, possiamo dire. No, dove siamo? Siamo nel chiostro del vecchio convento oppure no? Pur sei esterno? Prima, là dove lei vede quella porta, la cabina telefonica, ecco lì c'era probabilmente la chiesa parrocchiale prima almeno. Queste mura invece che sono in mattone, sono un resto? Un resto del chiostro. Comprese le colonnine? Sì. Lei, quanto mai pittoresco qua? Lei immagini un chiostro, 2 di quelle colonne, tra l'altro poi sono in giro per il paese, altre 2, lei immagini una struttura quadrata, probabilmente col pozzo al centro, questo convento che i conti di Valvasone alla fine del 400 vollero affidato ai Serviti, i quali Serviti stettero qui fino alla seconda metà del 600 e poi furono sostituiti dall'inizio del 700 fino al 1770 dai Domenicani, i quali provvidero a costruire questa fabbrica nuova del convento. Questa è nuova, quindi è una fabbrica dell'inizio del 700. Questa probabilmente determinò la distruzione di una parte del vecchio che non serviva più, che non era troppo piccolo probabilmente per le esigenze di almeno una 13ina di Domenicani che abitarono in questo convento. Con il 1770, con le soppressioni venete del 1770, i Domenicani furono sloggiati e il convento divenne abitato da privati e la chiesa piano piano fu anche quella adoperata come magazzino dai Napoleoni. Diceva prima, lì dove c'è questa cabina dell'Enel e telefonica c'è l'apertura, lì c'era la vecchia chiesa Santa Maria e San Giovanni. Abbattuta così? Fu abbattuta nella seconda metà del 7 perché ormai praticamente si diceva irrestaurabile. Quel muro che è ancora presente? Una piccola parte diciamo del muro di facciata della chiesa e quella strada che adesso la Cinepresa sta inquadrando è quello che era il vecchio pavimento della chiesa di Santa Maria, che appunto era, come le dicevo prima, probabilmente la prima parrocchiale di Valvasone prima che si costruisse quella del Sacro Corpo di Cristo che abbiamo visto già in antecedente. Diciamo la parrocchiale e Duomo, no? E naturalmente questa chiesa qui continuò a funzionare, come le ripeto, fino a dopo i napoleonici, era circondata da cimitero e si seppelliva anche all'interno della chiesa, c'erano tombe anche dei conti di Valvasone in questa chiesa. Poi fu naturalmente non furono trovate, fu smantellata completamente. Cioè, io vedo che ci sono dei buchi qua. Sì, qui hanno fatto dei saggi recentemente per vedere
di recuperare almeno, comunque, di recuperare almeno qualche testimonianza di questa chiesa. Comunque di tutto il sito rimane una mappa, anzi 2 mappe settecentesche in archivio parrocchiale, per cui abbiamo l'idea esatta anche delle dimensioni, Come era delle di dimensioni. questa chiesa. Questo muro che è addossato al muro, diciamo, in mattoni ormai moderno? Questo muro è probabilmente uno dei muri perimetrali della chiesa, al di là del quale i domenicani costruirono il loro nuovo convento, molto ampio, molto grande, di cui rimane attualmente una parte, è quella che noi possiamo vedere dopo. Dietro naturalmente al convento, ecco qui di fronte a noi e quindi dietro al convento questo c'è grandissimo spiazzo. Spiazzo circondato da questo muro di pietra, che era il brolo, vigneto, frutteto, orto, dal quale i frati, soprattutto i domenicani, ricavavano quello che era il necessario per la sopravvivenza. Qui c'era questo fossato qui, che è uno dei resti dell'ultima cinta muraria, questo fossato di cui vediamo il ponticino, era il che circondava questa ultima parte, diciamo, della città. Ma e ora qual è la destinazione di questo luogo? È un luogo, diciamo così, per festeggiamenti, per partite di pallone, ci fanno quelle bellissime rievocazioni storiche settembrine. È un luogo, diciamo, un polmone verde della città, uno spiazzo verde della città che viene utilizzato appunto a scopi, diciamo, ricreativi e sociali. È una cosa molto bella, perché tra l'altro, a parte che rimane leggibile perfettamente nella sua antica perimetrazione, è stata anche restaurata da volonterosi alpini bravissimi nella parte, diciamo così, verso est del muro, che era un po', si vede che è un po' più basso degli altri, e così adesso è leggibile, diciamo, quello che era questo sito, appunto, questo orto, questo brolo annesso al convento, di cui appunto dicevamo rimangono 2 ali praticamente antiche e una luccia che è stata ricostruita dopo il terremoto. Possiamo andare magari fin sotto questi portici? Sì, possiamo. Perché poi dopo, in una ultima parte della trasmissione, andremo proprio a vedere dall'alto, all'interno vedere dall'alto che è il Valvasone. Qui sono le colonne originali queste. Sì, quelle che lei vede più malandate sono originali, in pietra d'Istria, siamo agli inizi del Settecento, sono identiche a quelle del chiostro domenicano di Pordenone, probabilmente è lo stesso proto, mentre queste che lei vede più ben in ottime condizioni sono frutto di restauro per, diciamo così, ricostruire quest'ala che era andata perduta, e che hanno voluto rifare le stesse sulla stessa... Sì, naturalmente prendendo le stesse misure, lo stesso tipo di pietra, però non bocciardata come quella che vediamo, in modo che si lega perfettamente. Nel 1986 fu fatto questo lavoro, furono, come si potrebbe dire, recuperate dai privati le abitazioni. Un'ala di questo ex convento funzionò fino ad anni recenti da canonica, quella che vediamo laggiù, mentre qui adesso è stato tutto completamente ripulito ed è una struttura, anche questa, a servizio della comunità, ma della parrocchia. Della parrocchia. Quindi magari con manifestazioni anche non decisamente, diciamo così, di carattere parrocchiale, ma è un luogo pubblico a servizio della città. Ecco, qui c'è la data 1986, che ricorda, data in cui si sono fatti i lavori e quindi recuperato questo edificio, come ce l'abbiamo ora, insomma, in visione. È estremamente gradevole in questo suo gioco così di chiaroscuri, anche se, ripeto, non è un'architettura eccellentissima. Probabilmente la disgrazia fu perdere la chiesa, quella fu la disgrazia più grossa, perché era una chiesa molto ricca, molto ornata, ci rimangono gli inventari anche del patrimonio della suppellettile liturgica, era una chiesa anche molto frequentata, all'interno della quale probabilmente c'era quella Madonna delle Grazie che abbiamo visto in chiesa, quella Madonnina di cui sono molto devoti i valvasonesi. Ecco, qui siamo adesso, anche questo serve in settembre per la rievocazione storica, qui è il luogo in cui... Però questo muro, che lo vediamo abbastanza malandato soprattutto all'ingresso, verrà probabilmente ancora recuperato, no? Penso speriamo. Sì, perlomeno, ecco, non venga ulteriormente demolito, ecco, almeno quello, in modo che si possa almeno leggere quella che era la struttura quadrata di questo chiostro conventuale. Ecco, ma l'importanza del convento per Valvasone ai tempi qual è stata? Ecco, queste presenze di religiosi, secondo, almeno non è molto, pare di aver capito, avevano questa funzione, cioè erano luoghi di cultura, mentre il clero
seminario di Concordia fu aperto nel 1704 per la prima volta, ma il clero si formava un po' così, il clero secolare. Questi religiosi con la loro biblioteca, quindi erano luoghi da cui si prelevavano i predicatori, nei quali il clero si poteva erudire, perché c'era sempre il frate che sapeva la morale, il frate che sapeva la dogmatica, il frate che sapeva l'eloquenza, quindi erano luoghi, diciamo così un po' i seminari. Ecco, avevano questa funzione di centri culturali e naturalmente davano lustro anche al paese. Quindi per i conti avere nelle processioni, oltre al clero locale che non era numerosissimo, ma erano sempre 5, 6, 7 preti, poi anche una tredicina di frati, così dava tutto lustro al casato. Il discorso era, naturalmente, quando il monastero fu soppresso nel 1770, anche la ricca biblioteca del monastero andò giù a Venezia a Santi Giovanni e Paolo, e da là non è più tornata. Quindi praticamente si è perso tutte le cognizioni storiche. Si è perso praticamente anche questo patrimonio librario, nonostante i conti avessero cercato di recuperarlo, e purtroppo si perse. Purtroppo si è persa, poi andati via i frati domenicani, quella è la perdita più grossa, si è persa la Chiesa. Ecco, mentre c'è una interessante possibilità di vedere il Valvasone dall'alto, salendo le scale che poi faremo tra poco. Che dava accesso al Ma convento. e lì cosa c'era? C'era una torretta? C'era una torretta che sostanzialmente aveva la funzione, probabilmente era un granaio o qualcosa del genere, mentre adesso essendo stata recuperata è diventato un luogo bellissimo dalla quale si gode questo panorama della città murata qui alla sinistra e della campagna che si apre immediatamente a sud verso Casarsa alla destra. Quindi è una possibilità di leggere il paese dall'alto, abbastanza con le interessante. sue cinte murarie che Sì, abbastanza prima, interessante. seconda e terza anche cinta muraria. Cioè le tre espansioni, le tre diciamo, espansioni, il castello, no? il primo borgo, il secondo borgo nel quale ci troviamo noi, al di fuori del quale è la campagna. Allora andiamo attraverso questa porta, ma senza non prima dare la parola alla regia per la pubblicità. Faremo un paio di scale, non so quante ce ne saranno, 2 rampe di scale per giungere appunto a questa torretta. Scala al piano e poi dopo c'è un'altra rampetta di scale che ci porta alla torretta. Ecco, questa porta che si può inquadrare, adesso è chiusa perché la chiave ce l'ha il parroco è andato via, dava accesso al vecchio refettorio dei monaci, dei frati domenicani, che è ancora conservato perfettamente e serve da sala di riunioni. Adesso ci si farà anche la mostra di Napoleone, un pezzo verrà allestito qui dentro. Verrà accolta quindi qui nel chiostro. Bene, quindi pubblicità, intanto noi cercheremo di salire verso le scalette e andare a vedere il Valvasone dall'alto. Pubblicità quindi, a fra poco. E in quest'ultimo brano della nostra trasmissione odierna, che è dedicata completamente a Valvasone, ecco, andiamo a cercare di scoprire e di identificare intanto Valvasone in questa vallata, li chiamo pure vallata, in questa zona a ridosso del tagliamento. Come dicevamo molto prima con il professor Metz, forse dimenticata dalle grandi vie di traffico. Da sopra avevamo proprio modo di vedere appunto che cosa si sviluppa, intanto la cittadina, i tetti, ma anche la campagna, vero? Sì, i tetti, i campanili, quella che è una lettura dall'alto della città, e dall'altra parte il rapporto diretto con la campagna che proprio si appiccica alla città, cioè alle antiche mura cittadine. La campagna si distende immediatamente. Ma questo era un torrione comunque, sembrerebbe quasi, una configurazione quadrata quasi. Non più quadrato, però. Indubbiamente non, e questo è dell'inizio del Settecento, questo è stato costruito con il convento, questo, di cui possiamo rivedere il vecchio brolo di cui parlavamo prima, a ridosso del fossato, no? Il fossato difensivo, di cui ancora rimane una traccia sufficientemente abbondante per leggere quella che era la struttura difensiva della città. E in fondo dove possiamo spaziare? Cosa c'è? Praticamente quando la giornata è buona si arriva non a vedere Casarsa ma a intuire la presenza di Casarsa. Le dicevo, questa parte qui di Valvasone è interessante perché abbiamo la città che finisce e immediatamente la campagna che comincia, cioè questo rapporto che è in fondo, come si potrebbe dire, che consente di leggere ancora quella che era la vecchia fisonomia della città, di questo centro murato che si chiudeva in se stesso all'interno di questa pianura. Quindi magari attorno al castello, cinta muraria, gli artigiani, i piccoli lavoranti, esatto, fuori appunto. I contadini, quelli che lavoravano la terra, e di qua continua questa panoramica sulla campagna circostante la città, una campagna fertile, e laggiù in fondo, non lo vediamo oggi, ma laggiù il tagliamento e il guado da quella parte, e laggiù possiamo immaginare la battaglia del tagliamento con i napoleonici e gli austriaci, con la sconfitta degli austriaci,
e con la definitiva, diciamo così, possibilità per Napoleone di entrare in quello che era il vecchia patria. E di cambiare completamente, radicalmente, insomma, le sorti. Questo, sì, Insomma, in qualche maniera di Venezia non si parlò più nei termini in cui si parlava prima. Ecco di nuovo il fossato. Il fossato. Parte, e là si vede laggiù in fondo, se ce n'è presa, laggiù in fondo il torrione, cioè il campanile, e là dove c'è la gru il castello, il vecchio castello, con dietro quello simbolo, diciamo un segno di quello che era il parco annesso al castello, nella parte posteriore del castello. Ecco di qua, da questa finestra qui invece si può vedere lì quella strana facciata della chiesa e qua giù invece mi pare che adesso l'operatore stia inquadrandolo, è il campaniletto della chiesa dei Santi Pietro e Paolo e Antonio Abate, dove eravamo prima dell'ospedale. Sì, no, diceva della facciata del Duomo che si staglia sopra tutti i tetti di Valvasone, un inserimento così un po' anomalo. Anomalo, certamente sì. E questi sono i tetti cittadini che, grazie a Dio, sono tutti mantenuti, come lei può vedere, ad un livello praticamente costante, senza quegli alti e bassi che presentano invece gli insediamenti moderni, quindi a una dimensione 2-3 piani al massimo, con i granai, che danno la possibilità di questa lettura in orizzontale della città senza disturbi, e sulla quale emergono i campanili e emergeva un tempo il mastio del castello prima che fosse demolito. Purtroppo dal panorama manca il terzo campanile, che era quello della chiesa di Santa Maria e San Giovanni, appunto quella che è stata distrutta qui, annessa a questo convento. Ecco, noi abbiamo visto appunto queste presenze, soprattutto nel campo ecclesiastico, eccetera, ma palazzi di un certo tenore. Abbiamo detto siamo di fronte a via 4 novembre da una parte, ma dall'altra invece c'era quel palazzo, di proprietà privata, con quella specie, diciamo, di scenario, di velario che scende dall'alto. Io ho ipotizzato una volta in una guidina che ebbi modo di scrivere di Valvasone che quel palazzo fosse stato costruito in quella maniera lì, perché uscendo dalla chiesa di Santa Maria, quella che è stata demolita, quello diventava la quinta, cioè quello che si vedeva immediatamente in fondo, quindi diventava una presenza. Perché questo? Anche perché questa chiesa di Santa Maria, questa demolita chiesa di Santa Maria, per la presenza di questa Madonna miracolosa durante il Settecento era meta di pellegrinaggi frequentissimi, soprattutto d'estate, per la pioggia, oppure quando la pioggia era troppa, come oggi, facciamo per dire, c'era il pellegrinaggio per ottenere la serenità del tempo, quindi frequentatissimo da questi pellegrinaggi, soprattutto dei contadini della zona circostante. Ecco, un'altra cosa particolare appunto di Valvasone è anche che l'abbiamo vista, abbiamo ripresa una serie ininterrotta quasi di archi, di portici, no? Che sottolineano appunto il perimetro, vero? Città porticata. Questa, possiamo, ecco, per concludere, questa dignità architettonica riacquistata da Valvasone, mai perduta, ma riacquistata adesso, soprattutto dopo il terremoto, con tutta questa serie di restauri che sono intervenuti e che fanno sì che Valvasone è, soprattutto la domenica, meta frequentata proprio per questa sua, cioè abituati ai condomini. È quasi un fatto così, una sorpresa trovare che esistano ancora un centro abitato di questo genere, nel quale questa dimensione umana. Sì, abbiamo visto appunto case che non vanno più su di due piani. Due piani, tre col granaio. Sì, sì. Abituati appunto a questa congestione a cui siamo purtroppo abituati da questa nostra convivenza forsennata per certi versi. Ecco, trovare questa città silenziosa, questa città così accogliente, questa città così piccolina, ma così curata, così anche veramente amata anche dai valvasonesi. E conservata con affetto e con amore. I valvasonesi credo la vedono con enorme piacere, questa frequenza dell'ospite nelle loro strade. Ecco, anche il recupero poi edilizio è stato fatto in maniera abbastanza oculata, tranquilla, senza andare a interrompere quello che era la cultura. Consentendo, pur conservando strutture che hanno dei secoli, dare la possibilità di vivere nel 1997 senza bisogno di dover andare per lavarsi nella fontana fuori o cose di questo genere. Quindi all'interno di un involucro che rimane ancora abbastanza intatto c'è la possibilità di una vita che è quella del 1997, insomma, e questo penso che forse anche a voi è arrivato, c'è gente di Pordenone che direbbe trovarsi un appartamento a Valvasone per venire a abitare a Valvasone, se non altro per il sabato e la domenica venire via dal rumore. Abbiamo sentito anche dal sindaco proprio in apertura di trasmissione una volontà dell'amministrazione e quindi anche della cittadinanza di
portare, o meglio riportare forse, ecco, non dico il turista nel senso ampio della parola, però ecco, il visitatore in questa zona, in questa città, ecco, che offre appunto la sua storia, la sua cultura, i suoi aspetti strutturali. Di gastronomia si può parlare anche? Sì, dicevamo Una gastronomia effettiva. dicevamo di questi due locali di ristorazione che esistono in Valvasone, che offrono possibilità molto ampie di accoglienza e con menù di tutto rispetto, che appunto diventano un complemento di questa cittadina, perché prima un vivere e poi si va e poi l'arte, e quindi, oppure viceversa, prima la visita e poi la tappa al ristorante, serviti e accolti, perché lì il valvasonese è persona di estrema accoglienza proprio probabilmente per questa sua tradizione di paese posto su una strada, su un guado, abituato a vedere passare molta gente, Adesso a disposizione di questa gente che passava, insomma, del transito. non è più probabilmente è soltanto il turista che passa, ma ben venga il turista, proprio per rivalutare e rivitalizzare queste strutture che grazie a Dio ancora possediamo e che voi illustrate. Questo e quant'altro è Valvasone, trasmissione odierna in provincia di Pordenone. Grazie al professor Metz e a chi ha collaborato alla sua realizzazione di questa trasmissione. Ci vediamo fra 7 giorni in un'altra località del nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia.